Augusto Manzano in Sarra bus e in Ozastra, sor militare de Santuidu che in sos carabineris de las compagniar de Ierzo e Lanusè, sos cassadores de Sardignes elicottero de Sarman arrestaus as persones accusadas de irrobatori armau a Seurospin de Santuidu in su 2014 e de spacciu de droga. Sos arrestaus sono Simone Pisu, 28 anni de Muravera, Fabio Monni, 27 de Arzana, Mattia Di Fede, 27, commerciante i Supuru de Arzana, su una accusa osperi de spacciu de droga da Emartu a agosto de su 2015, spacciu che hanno fatto intre Santuidu, Muravera, Biddepussu, Arzana, Bari e Tortolì. In prusu hanno arrestato Erminio Cortese, 41 anni de Muravera pro spacciu, e a sor domiciliare sempre pro droga Brisuno Mattia Casula, 23 anni de Biddepussu e Virgilio Leoni, 27 de Lanusè. Monni e Di Fede conforma a sas accusas fattas a pustisi de sas indagines e coordinata de sos carabinieri de Santuidu, depene risponde spuru de estorsione pro un depidu de 2.500 euro per una partita de droga. Sos carabinieri hanno fatto vinzas perquisizione in domo de atteras 3 persone denunziadas. Hanno recuperato 2 pistolas, una in sa macchina e una in domo de Di Fede, in un terreno de Moni hanno accattato munizione e uno manichino isparau a conca. Sas indagini sono andate innanti pro cercare sos atteros 3 bandios che han piccato parte a robatorio chi Monni e Di Fede, su basista chi dia per essere su vice direttore de su supermercato è stato accusato di robatorio, ma non è scraru i sinteri vi presente vinza sì sas intercettazioni hanno accertato sa complicità prena. Sa Guardia dei Finanzi ha dettato in ambito della guerra contro il traffico e la vendita di droga in sos primo mese del 2017 ha arrestato de 8 spacciatori in Sardia Scoladas, Sorbasco Virdes, della sezione antiterrorismo e pronti impreo hanno eseguito 2 fermoso. Fiti de meda chi sor finanzieri fini punteranno in un garage in carrera de Gasperi dove pensavano che vivi cubata droga pronta a vendere. E rinotte sor militari sono entrati su garage cassando in crimine 2 persone che maniando bustineddas de marijuana. In sintesi desa perquisizione hanno accattato atteros 330 grammos, zai partios prontos a vendere, pesi cheddos o atteru materiale per maniere sardose e belle 300 euro frutto desa vendita. A sorduor giovanos, amborde de chenovanos, incensuraos o residenti in sumatessi vichinaulos hanno arrestaus o postos a disponimento des autorità giudiziaria isettando udienzia de convalida. In Sardia esprima sul finanziere de su nucleo de polizia tributaria hanno arrestato un giovano tattarese de 30 anni pro possesso de cocaina e marijuana pronta alla vendere in sa perquisizione domiciliare hanno accattato 20 grammos de droga e 6.000 euro in contante. Sa critica desa Camera de Commercio de Castello Aristanisi chi si sun croppande contra sa volontà desa Camera de Commercio di Nugoro de mantenere sa autonomia este un'altra puntata desa contierra entre Castello chi in sa area ampra che s'ester magnande sempre de prusu e su territorio de Nugoro che invece è sempre sprus povero e ispopulau. Un processo chi viete Castello e tatta di prosa parte chi li tocca sempre sprus forte mentre Nugoro in custos annos abidu tancando ufficios pubblicos statales regionales e chimpaccu profettu e medas promissas. Su fastizu desente camerale Casteddaiu prochie gracias a sor resultaos profetosos a livello gestionale economico cherete sichire affiancare sas impresas de su territorio este una beffe mustra tasa punna de che sperdere sar zonas internas. In Sardies invenientes francu miraculoso desurtimo ora tattancare per isa filiale de Prado de Sucus Surzi Agrario de sa Sardigna, ma selencu erlongu mentovamus sa sede amministrativa de Abbanoa chiesti in Nugoro ma su bonu de sos ufficios e de sos impiegaos sun in Casteddu. De annos semus isettande si scola forestale. In Nugoro si dia de per facere azienda regionale pros emergenza e urgenzia ma erga Lucenza direttore generale. Sa caserma des esercito in Prado che sta acabada ma de sordaoso mancu sa puppa e non parete chi bapata un rimedio pro custa muzzadurar de ufficios statales e regionales e bichere nazione vorte de sas istituzioni locales e de sos rappresentantes politico nugoresos in regione e in Parlamento.
Su presidente des aggiuntes, sos assessores rispondene a pacas des interrogazioni presentadas in Consiglio regionale. Allo denunziare este su vice capogruppo de Forza Italia in Consiglio regionale Marco Tedde. S'interrogazione est unu de sos istrumentos de controllo plus importantes e chi s'ordinamento ponet a disponimento de sos rappresentantes de su popolo sardu, mescamente pro chi est a s'opposizione, nata su cussizeri de opposizione. Un anno a comma posinzalau a su presidente Pigliaru che rispondene a su 43 prochente via de sas interrogazioni, ma oie sa situazione non è mudata. Medar vortas sa rispostas non tenen in conto urgenza de sa chistione chi piccana in consideru e arribano cando è troppo tardu o cando non servi prusu. Proprio questo è su problema precisa Tedde. Su pru de sas vortas s'interrogazione sempre ata prosinzalare a sa amministrazione regionale criticitades e chi vughini o chi s'aggiunta e su presidente non conoscene. Servini pro apretare un'azione, un intervento per evitare dannos a Sossardoso e a suo sistema socio-economico regionale. Ponendo a banda su traballo umano chi depene vacere sos assessoraoso, che riammentare che sos ufficios regionales e cussos dei staff hanno a disponimento un upore di dipendentes e duncasa conclui Ted non si comprende pruitte gai pacasa sunu sas interrogazioni che ricivini rispostasa. Sinzale che s'amministrazione regionale sin da futtiti de su ruolo de su Consiglio regionale e de sos cussizerisi. Adottare pro sos aeroportos sardos su modello Puglia che prevede una gestione compartita de sos iscalos sardos che in questo anno hanno fatto concorrenza che in danno manno protottusu. A pensare a una cabina unica pro sos aeroportos sardos est un disegno da legge presentato in Consiglio regionale de sos riformadores e primo firmatario su capogruppo Attilio De Doni. Sos riformadores proponene che la regione ponzata 25 milioni di euro per acquisire una quota su manco de sude che procento in cada una delle società de gestione de sos aeroportos de Casteddu, Terranova, Salighera, Aristanis e Tortolì per arrivare a un sistema aeroportuale più organico e funzionale e pronto a garantire il diritto a sa mobilità dae e prosisula. Sa situazione grave de su trasporto aereo in Sardegna si lega in sa relata de accompagnamento a sa proposta oramai è sclara prodotto su cittadinos e impresas sono ostaggio de sas compagnias aereas. So risultato de sas politicas mandadas addennanti il finzas a oie sono de pacu conto rispetto a sos obiettivos e sta a narrere garantire a tutti os sardos su diritto a sa mobilidade dae pro sa Sardegna, a sas impresas a sa possibilidade de esportare merzes in pacu tempus a sos turistas, sa possibilidade de venere in Sardegna a prezzo giustu, s'aeroportu de Aristaner Fenosu si di a poder impreare pro su traffico de sas merzes e che è bene collegato in sos caminos più importantes e saccatata proprio in su coro de sa Sardegna, mentre s'aeroportu de Tortoli Arbatax di a poder essere una via più facile per entrare a sar zonas internas.